Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Commissario Scura firma il nuovo decreto sui laboratori privati, restano i tagli al budget, immediata la replica di Federlab. Avrebbe sparato 5 colpi di pistola contro 2 suoi nipoti, ferendone uno. Un quarantenne è stato fermato dai carabinieri a San Gregorio di Pona, nel Vibonese. Il comitato Prendo Casa, dopo il vertice in prefettura a Cosenza, apre al dialogo. Attendiamo, dicono, le soluzioni prospettate durante il vertice. Paesi isolati dopo i nubifragi dei giorni scorsi. Nel Reggino, nei centri dell'entroterra pianigiano, strade interrotte e fango. Siamo abbandonati, denunciano i sindaci. 100 ragazzi dell'istituto alberghiero avranno la possibilità di lavorare all'estero per 4 mesi grazie al progetto Food and Wine promosso dall'associazione Cuochi Cosentini. Buonasera dalla redazione di Teleeuropa Network e ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. La sanità in primo piano con le strutture private accreditate, firmato un nuovo decreto dal commissario Massimo Scura, ma restano i tagli al budget. Intanto è stata impugnata dallo stesso commissario la sentenza del TAR Calabria, ma sentiamo le dichiarazioni di Scura e poi la replica affidata alla vicepresidente nazionale di Federlab. C'è un nuovo decreto, ma nulla cambia sul fronte del budget per la sanità privata. Lo scontro tra il commissario Massimo Scura e le strutture accreditate si acuisce. Dopo la sentenza del TAR che di fatto ha bocciato l'operato della struttura commissariale, quest'ultima è stata costretta all'adozione di una nuova delibera, ma i numeri restano tali e quali alle vecchie norme. Il nuovo decreto dal punto di vista economico non cambia una virgola. Per l'esattezza 61 milioni, a tanto ammonta il livello massimo di finanziamento per il 2018 da corrispondere alle strutture private accreditate. Insomma, il commissario resta saldamente sulle sue posizioni nonostante le proteste dei laboratori e le controffensive legali di Federlab e Anisap che si erano rivolte alla giustizia amministrativa. Il TAR, come è noto, ha dato ragione alle associazioni di categoria che avevano impugnato i decreti 72 e 87 del 2018. Scura non ci sta e risponde emendando il provvedimento impugnato, aggiungendo le informazioni richieste e procedendo con il ricorso al Consiglio di Stato. Di ricorrere al Consiglio di Stato perché alcune delle osservazioni del TAR ci sembravano superabili. Non c'era nel decreto 72 e 87 non c'erano dei vantaggi per il piano di rientro. La cosa non è esatta perché spostando risorse dalle attività laboratoristiche di base a quelle ambulatoriali complesse o soprattutto a quelle per acuti e post-acuti c'è un doppio vantaggio. Si riducono i tempi di attesa per le ambulatoriali complesse come TAC, risonanze magnetiche e quindi c'è un miglioramento dei livelli essenziali di assistenza e per quanto riguarda la parte invece spostata su prestazioni, acquisto di prestazioni per acuti e post acuti c'è un'incidenza sulla mobilità passiva extraregionale in quanto si dà l'opportunità ai cittadini calabresi di utilizzare queste prestazioni in casa, cioè in regione. Ma qualche struttura privata ha firmato con le aziende sanitarie provinciali contratti con le regole scritte nel vecchio decreto? Sono 126 mi pare che hanno già firmato. Le associazioni sono sbalordite innanzitutto. Allora, innanzitutto non abbiamo ancora letto questo decreto, ne abbiamo appreso notizia sui giornali e già questo è una modalità di comunicazione abbastanza discutibile. Ci aspettavamo che ci fosse una convocazione, un incontro con il commissario per cercare di discutere, di concertare insieme e di condividere le eventuali azioni da proporre. Questo non è stato fatto. Il commissario Scura ha deciso di non rispettare la sentenza e questo è gravissimo perché la sentenza del TAR
che, voglio dire, ha ritenuto che non fosse discrezionale l'operato del commissario, perché quando si va negli operati discrezionali, come sappiamo, il TAR giustifica sempre, legittima sempre le azioni del commissario. In questo caso il TAR ha reputato che fosse veramente grave questa sottrazione di risorse rispetto alla mancata garanzia dei livelli essenziali di assistenza per i cittadini. Quindi nella sua sentenza ha chiaramente ribadito la necessità di ripristinare il corretto riequilibrio delle risorse al fine di non violare i fabbisogni dei cittadini. Ci saremmo aspettati che Scura rispettasse le sentenze, così non è stato. Quindi anche noi ci comporteremo di conseguenza, sicuramente impugneremo questo decreto nel momento in cui sarà pubblicato e sicuramente abbiamo anche intenzione di spostare in maniera più decisa a livello nazionale l'attenzione della Regione Calabria. La Regione Calabria viene vessata continuamente da, ripetute azioni commissariali che denigrano la sanità e denigrano il diritto alla salute dei cittadini, ed è veramente assurdo che assistere a un silenzio a questo punto complice del governo rispetto a questi atti. Quindi è fondamentale che il governo prenda una posizione chiara rispetto a una vicenda specifica in cui anche la giustizia ha riconosciuto un danno ai cittadini. Se il governo non fa questo, vuol dire che è evidente che appoggia l'operato del commissario Scura. La cronaca adesso: avrebbe sparato 5 colpi di pistola contro 2 suoi nipoti, ferendone uno. Dopo un diverbio, un quarantenne è stato fermato dai carabinieri nel Vibonese e riteneva uno dei suoi nipoti responsabile della fine del suo matrimonio. Ancora un'operazione lampo dei carabinieri di Vibo Valentia che in 48 ore hanno risolto il giallo del ferimento di un giovane di San Gregorio di Pona. Un uomo di 40 anni è stato infatti fermato dai carabinieri sempre San Gregorio di Pona perché è ritenuto responsabile del ferimento del nipote 23enne presentatosi lo scorso 8 ottobre all'ospedale di Vibo Valentia dopo essere stato colpito di striscio, riferendo di essere stato colpito sul ciglio di una strada da un proiettile vagante, versione che è stata smentita dalle indagini dei carabinieri. E così, nonostante il tentativo da parte della vittima di sviare le indagini, i militari sono riusciti in tempi record a scoprire l'autore del reato, la vera dinamica dei fatti ed il movente della sparatoria. Secondo gli investigatori dell'Arma, infatti, a ferire il giovane sarebbe stato lo zio che riteneva un fratello del ragazzo rimasto ferito responsabile della fine del suo matrimonio. Convocato per un chiarimento, come si suol dire a quattr'occhi, l'altro nipote si è presentato con il fratello. Il chiarimento si è presto però trasformato in un acceso diverbio, per cui il quarantenne al culmine della lite avrebbe estratto la pistola facendo fuoco e colpendo uno dei due. Quindi lo sparatore si era reso irreperibile, ma è stato rintracciato dai carabinieri e ora si trova presso la casa circondariale di Vibo Valentia a disposizione delle autorità giudiziarie. Ancora la cronaca con una notizia che arriva da Crotone, dove un incendio ha interessato l'auto di un dirigente dell'istituto comprensivo Papanice di Crotone, Franco Rizzuti. Sull'origine sono in corso indagini da parte della Polizia di Stato, ma il rogo sembra sia doloso. La vettura rimasta era parcheggiata sotto casa del dirigente. Rizzuti è promotore di diversi PON scolastici sulla sicurezza e la legalità ed è dirigente della CISL. Andiamo avanti col nostro TG. Il comitato Prendo Casa, dopo il vertice in prefettura a Cosenza, apre al dialogo. Attendiamo, dicono, le soluzioni prospettate durante il vertice. Gianluca Pasqua. La vita scorre come tutti i giorni in via Savoia a Cosenza. Lo stabile, ex sede dell'Aterp, è abitato da quasi 2 anni ormai da una quarantina di persone. Nel cortile le mamme fanno giocare i più piccoli, altri occupanti lasciano la palazzina per andare al lavoro o a cercarne uno. La data dell'occupazione è diventata un affresco sulla parete del locale utilizzato come sala da pranzo nelle grandi occasioni. Romina ci mostra il primo piano della struttura. Lei abita qui insieme a suo figlio. Sono da 2 anni, sono con mio figlio che adesso è a scuola, è a 7 anni. Siamo solo lì e lui. Non pronunciamo la parola sgombero, un refrain degli ultimi giorni accostato sia allo stabile via Savoia e ancor di più all'ex hotel centrale, dove vivono circa 70 persone. L'occupazione simbolica dell'ex hotel Jolly ha sortito gli effetti sperati. Il vertice in prefettura ha prodotto idee e progetti che il comitato Prendo Casa accoglie con soddisfazione. Pensiamo che il tavolo di ieri sia stato in realtà positivo, o meglio, nelle sue indicazioni sembra positivo, nel senso che il comune ha dato disponibilità ai
estendere l'emergenza abitativa agli occupanti di Via Savoia e dell'Hotel Centrale. Noi abbiamo accolto positivamente questa proposta. Inoltre è stato chiesto alla Regione di accelerare i tempi per l'approvazione della legge sull'autorecupero, che sarebbe in realtà poi uno strumento che potrebbe dare maggiore forza a una politica più strutturale sulla questione della casa, quindi in realtà è positivo. Ora speriamo che il tavolo diventi realisticamente operativo e quindi si proceda con velocità a quello che ieri si è detto durante la discussione. Staremo vigili, spingeremo il Comune e la Regione ad attuare quello che hanno detto ieri sul tavolo. Noi di fronte a questa proposta accettiamo di lasciare gli immobili, di fronte a proposte inaccettabili non lasceremo gli immobili occupati, perché pensiamo che comunque bisogna affrontare la questione dal punto di vista politico e non dal punto di vista repressivo. Una buona notizia anche per Romina e suo figlio. Sono entusiasta, non vedo l'ora. Avere una casa propria, Visto che non ho avuto mai la possibilità con i problemi che ho avuto prima, quindi questa sarà una cosa buona sia per me che per mio figlio, soprattutto per lui. È una struttura a 2 anni, è una stanza però, male non è, però una casa è una casa, è un letto, stanza tua, bagno tuo. A proposito di questa emergenza, il Comune di Cosenza, come da accordi assunti davanti al prefetto con i rappresentanti del comitato Prendo Casa, ha avviato una ricognizione degli immobili ad uso residenziale da destinare proprio all'emergenza abitativa. Inoltre ha pubblicato un avviso rivolto ai soggetti privati e pubblici proprietari sul territorio comunale di immobili non occupati ad uso di civile abitazione, arredati o non, che abbiano interesse a cederli in locazione al Comune di Cosenza per l'assegnazione temporanea a nuclei familiari in condizioni di emergenza abitativa. Paesi isolati dopo i nubifragi, cambiamo argomento, dei giorni scorsi nel Reggino, nel centro dell'entroterra proprio pianigiano, alcune strade sono state interrotte e c'è fango. La denuncia è dei sindaci: siamo stati abbandonati. Ieri l'indignazione del sindaco di Cosoleto, piccolo centro dell'entroterra della piana di Gioia Tauro. Oggi lo sdegno di un altro amministratore di questo lembo di terra calabrese che dopo il nubifragio della scorsa settimana è stato abbandonato, trascurato da tutti. Città metropolitana, protezione civile, regione. Sono cittadine come Cosoleto, Santa Cristina d'Aspromonte, Oppido, Scido, Delianova, Sinopoli e tante minuscole frazioni che già vivono una situazione di quotidiano, precario isolamento, visto la condizione delle vie di comunicazione, strade ridotte a groviera, mulattiere di altri tempi. Ma se a queste problematiche si aggiungono eventi straordinari, i problemi si moltiplicano e si passa all'emergenza assoluta. Le strade provinciali e le statali che uniscono queste cittadine dell'entroterra pianigiano fino a questa mattina sono occupate un po' da tutto: fango, detriti, terriccio, alberi sradicati dai costoni, insomma un vero inferno per gli abitanti della zona, ma anche per i tanti agricoltori che vivono e lavorano in quest'area. C'è il macello, per arrivare a Cosoleto è difficilissimo. Poi noi abbiamo la frazione più che altro di Sinopoli inferiore che ha subito grossissimi danni sulla viabilità, quindi ci sono degli imprenditori che rischiano di vedere saltate completamente la stagione. Ci sono in alcuni punti anche 1 metro, 1,5 metri di fango, tronchi interi di alberi, è una situazione un po' particolare. Speriamo che la provincia, la città metropolitana si dia una mossa, perché così non si può andare avanti. E fortunatamente che il tempo adesso è clemente, perché se ci fosse un altro peggioramento non so come va a finire. E a proposito dei danni del maltempo, però riferiti proprio agli alluvioni che si sono succeduti tra il 2015 e il 2017, con delibera del Consiglio dei Ministri la Calabria per la prima volta nella sua storia amministrativa ha ottenuto il riconoscimento di importanti risorse da destinare ai privati e ai titolari di attività produttive che hanno subito negli ultimi 3 anni danni a causa di alluvioni, per i quali il Governo ha concesso lo stato di emergenza di protezione civile. Sono 11,5 milioni di euro. Concluso l'iter amministrativo dei progetti di Natura 2000 finanziati con i fondi POR, al via anche interventi di tutela ambientale per 3 milioni di euro.
3 milioni di euro per interventi concreti di tutela ambientale. Nella sede della cittadella regionale a Catanzaro i destinatari delle risorse hanno sottoscritto le convenzioni per la realizzazione dei progetti, 41 in totale. Complessivamente sono 28 milioni fondi disponibili suddivisi tra tutela e valorizzazione. Di questi 28 milioni ne abbiamo già presentati quasi tutti, rimanevano questi ultimi 3 più rimangono quelli dell'educazione ambientale, quindi siamo alla conclusione della presentazione. Questi 3 milioni sono per la valorizzazione di tutto il nostro sistema di riserve naturali, habitat naturali, tutto ciò che è previsto dalla rete Natura 2000. La Regione si è rivolta direttamente alle associazioni ambientaliste per realizzare i progetti. Per la prima volta si parte da esigenze particolari, peculiari dei territori, li si mettono insieme, si cerca di creare un sistema, così come un sistema di monitoraggio noi abbiamo creato insieme all'università, insieme ai nostri parchi. Questo significa che stando insieme si riescono ad ottenere dei risultati per il monitoraggio, che è sicuramente una ottima prevista, ma poi per la valorizzazione dei nostri beni. Questo sistema di valorizzazione passa attraverso un turismo sostenibile, un turismo diverso rispetto al passato, che si rivolge sicuramente al mare e alla montagna come bene naturale, ma che pretende di più. Pretende anche che vi possa essere un riscontro culturale attraverso i nostri beni culturali e naturalistici che abbiamo in Calabria, attraverso la riscoperta dei nostri beni archeologici, attraverso la riscoperta dei nostri odori e sapori con l'enogastronomia, e poi attraverso, come dicevo, un turismo sostenibile che abbia anche una viabilità alternativa, ed è per questo che noi abbiamo in questo programma anche un progetto di ciclovia che va dal Pollino all'Aspromonte. Adesso la cronaca, torniamo proprio a parlare delle ricerche che proseguono ininterrottamente anche oggi del corpo del piccolo Nicolò, il bimbo di 2 anni, figlio proprio di Stefania Signore, morta insieme all'altro figlio di 7 anni dopo essere stata travolta dall'esondazione di un torrente a San Pietro Lametino, frazione proprio di Lamezia Terme. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco ordinari e gli specialisti di mezzi di movimento terra che si stanno alternando giorno e notte senza sosta. Le verifiche durante il giorno sono effettuate dal nucleo di sistema aeromobile e pilotaggio remoto che controlla attraverso anche l'utilizzo di droni. Ogni zona dove i normali mezzi di soccorso possono trovare impedimento o limitazioni. Le ricerche sono ancora in corso con l'ausilio di sistemi georadar a cura anche del personale altamente specializzato del CNR. Complessivamente nei giorni del maltempo che ha colpito la provincia di Catanzaro sono stati oltre 450 gli interventi dei vigili del fuoco del comando provinciale sia sul litorale ionico che tirrenico per allagamenti, frane ed esondazioni. Intanto domani sono previsti i funerali proprio della madre e del fratello del piccolo Nicolò. Vediamo i nostri 100 secondi di cronaca. Le bare una accanto all'altra nella Camera Ardente, lutto cittadino a Lamezia e nell'Interland domani pomeriggio per i funerali a Gizzeria Lido di Stefania Signore e del suo bambino di 7 anni, Christian, travolti dalla pioggia e dal fango il 5 ottobre scorso. La celebrazione religiosa in programma alle 15:30 nella frazione Mortilla. Si continua intanto a scavare per ritrovare il fratellino più piccolo, Niccolò, di 2 anni. Sarà discussa martedì prossimo 16 ottobre davanti ai giudici del riesame di Reggio Calabria la richiesta di remissione in libertà del sindaco di Riace Domenico Lucano agli arresti domiciliari dal 2 ottobre scorso. Il primo cittadino è accusato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e fraudolento affidamento diretto del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani. L'ex calciatore Stefano Fiore è condannato a 1 anno e 11 mesi per omicidio stradale. Il calciatore, che ha militato con il Cosenza, ha patteggiato beneficiando della sospensione della pena. Secondo il giudice per le udienze preliminari avrebbe causato la morte di un automobilista a Roma. Arrestato dalla polizia a Cosenza un 33enne con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La droga è stata ritrovata dagli agenti nello zaino, sequestrati 11 involucri contenenti marijuana.
I carabinieri hanno ritrovato la 14enne di Catanzaro, di cui si erano perse le tracce ieri all'uscita di scuola. Secondo quanto si è appreso, la ragazza si sarebbe allontanata volontariamente. Parliamo adesso di sindacati con la creazione della CGIL Area Vasta, prima tappa la celebrazione del congresso costitutivo della funzione pubblica, eletto il nuovo segretario interprovinciale Francesco Grillo. È un passaggio per molti versi storico, la creazione della CGIL Area Vasta che nasce dall'unione delle Camere del Lavoro di Catanzaro, Crotone e Vibo. Tappa fondamentale del percorso, la celebrazione del congresso costitutivo della funzione pubblica a Catanzaro Lido, che si è concluso con l'elezione del nuovo segretario interprovinciale Francesco Grillo. Mettere insieme 3 territori storici come Catanzaro, Crotone e Vibo è certamente una cosa importante e speriamo riesca ad incidere, cosa successa anche poco negli ultimi tempi come singoli territori, a far cambiare anche metodo e sistema di rapporto con la politica, quindi metterci nelle condizioni con più forza di dialogare con la politica laddove c'è bisogno. Diciamo che questo nostro tentativo è quello che noi sosteniamo da tempo, c'è una Calabria che ha bisogno di mettersi insieme. La nascita della CGIL interprovinciale Area Vasta sarà formalizzata nella prossima settimana con il congresso costitutivo in programma il 18 e il 19 ottobre alla Mezzia Terme. In Calabria si sta costruendo, è stato evidenziato, un nuovo progetto organizzativo del sindacato condiviso e unitario. È una giornata molto significativa per noi perché siamo stati proprio come categoria i primi ad avviare la sperimentazione funzionale per questo tipo di aggregazione, che ha molte ragioni, sicuramente delle ragioni organizzative ma anche di risposta ai bisogni di un territorio che è sempre più assimilabile e quindi risponde alle esigenze dei lavoratori ma anche alle prospettive che noi vogliamo dare di sviluppo a questo territorio anche dal punto di vista dei servizi pubblici. 100 ragazzi calabresi potranno effettuare tirocini formativi proprio all'estero. L'iniziativa si chiama Food and Wine ed è stata presentata al Tommaso Mancini di Cosenza. Quando la scuola crea concrete possibilità di lavoro, accade all'Istituto Alberghiero Tommaso Mancini di Cosenza, dove è stato presentato il progetto Food and Wine, promosso dall'Associazione Provinciale dei Cuochi Cosentini, in collaborazione con la società Europrogettazione Glocal SRL. Per i ragazzi l'opportunità di tirocini all'estero, si tratta di vere e proprie borse di studio. Riusciamo a far fare questa esperienza di 4 mesi in Europa, in 4 stati europei, nei diversi settori della ristorazione, per cui i nostri ragazzi si arricchiranno di questi 4 mesi di esperienza, compresa anche la possibilità di studiare la lingua inglese, che è cosa fondamentale, quindi porteranno con loro questo grande bagaglio professionale e di vita che li arricchirà in quello che sarà il loro futuro professionale e di vita. Sicuramente un'azione significativa per la Regione Calabria, perché sono 100 borse di studio che metteremo a disposizione dei nostri ragazzi, e questo sicuramente arricchirà le competenze che poi verranno ritrasferite nel territorio e sul territorio a disposizione dei vari operatori che vorranno utilizzare queste competenze professionali. L'attività didattica, sottolinea il dirigente scolastico, necessita di aprirsi al territorio per far sì che gli studenti completino il percorso formativo. La scuola è sicuramente un partner importante di tutte le iniziative che le aziende e le aziende di settore mettono in campo. Senza le aziende saremmo veramente scazontes, si diceva in greco, zoppicanti. Avremmo la presunzione di preparare figure professionali che però magari non trovano nessuna rispondenza nel mondo reale del lavoro. Noi invece vogliamo essere fortemente collegati col mondo del lavoro, fortemente interlocutori delle aziende, non per asservirci alle aziende, ma per essere capaci anche di rimodulare il curriculare in funzione di quelle che sono le richieste del mercato del lavoro. Adesso vediamo le previsioni del tempo. Ben ritrovati al meteo. Come anticipato nella puntata precedente, l'ingresso di una perturbazione atlantica sta causando un peggioramento delle condizioni meteorologiche sul nord-ovest dell'Italia e sulla Sardegna.
Nel corso della giornata del giovedì, ma in tono decisamente minore, si estenderà sui versanti tirrenici del centro Italia. Sulla Calabria invece qualche effetto si avvertirà nella giornata di venerdì, dove si alterneranno annuvolamenti ad ampie schiarite e possibili deboli piogge, in particolare sui versanti tirrenici, ma sempre in un contesto di clima mite. Passiamo alla previsione in dettaglio per la Calabria. Venerdì, al mattino alternanza di annuvolamenti e schiarite con possibili deboli fenomeni. Nella seconda parte della giornata avremo invece un deciso miglioramento. Temperature stazionarie. Adesso analizziamo lo stato di mari e venti. Venerdì, mari generalmente poco mossi con venti a regime di brezza. Ed infine, prima di salutarci, vi ricordo che oltre al nostro sito web www.meteincalabria.it potrete seguirci sulla nostra pagina Facebook Made in Calabria. Bene, è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.